Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avrete visto dal titolo della mascherina, è non perdere il treno. Bene, parliamo un po' di questa tematica, ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Illegada e al canale YouTube di Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E vi ricordo che in Telegram alle 20:30 ogni lunedì sera il Degada e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. In più, alle 21 di ogni sera, per questo periodo particolare, il Degada con un gruppo di magici arcieri bertoldini in erba stanno creando un muro eterico di protezione per l'Italia. Bene, parliamo un po' di non perdere il treno, perché alcune volte alcune persone che seguono il Marietto non hanno ben capito cosa sta facendo il Marietto in questo periodo. In questo periodo il Marietto sta facendo della divulgazione detta un po' così, fra una battuta e l'altra. Il Marietto spiega alcune cosette, però queste cosette, ve l'ho già spiegato tante altre volte, non sono per anime giovani. Le anime giovani purtroppo hanno il loro cammino, sapete come sono i bambini piccoli quando devono incominciare a capire com'è la vita, no? Che la mamma gli dice non mettere le mani sulla piastra, poi mettono sulla piastra e poi giù, imparano da solo senza scapolotti. Il vostro Marietto non ha tempo per fare da babysitter e chiaramente deve continuare il suo percorso, come si suol dire, per le anime antiche che vogliono ritornare a casa, anche perché, da come ho detto già da tanti anni, stanno arrivando dei tempi un pochettino che fanno tremare le gambette, no? Le ginocchiette, e quindi è meglio partire ben alabardati, ben protetti, senza troppi fronzoli nel cervello e senza troppe stereotipatie nel cervello. Bisogna avere il bel cervello libero e sgombro e bisogna sapere dove si va a mettere bene i piedi per non scivolare, cadere e farsi la bua. Il Marietto in fondo fa queste pillole per quelli che sono pronti. Gli altri, purtroppo, il Marietto non può correre dietro e mettersi in ginocchio e dirgli di restare. Chi vuole restare resta, perché capisce il valore che il Marietto Veneziano dà, è gratuito, basta seguire non bisogna essere pretenziosi, ve l'ho già detto. Chi vuole delle consulenze in privato sono a pagamento, costano 20 franchi, e gli altri non devono chiedere niente, gratis, è tutto a pagamento. Il Marietto dona quello che può donare e il resto bisogna pagare. Comunque vi voglio spiegare una cosa, perché alcuni non hanno ancora ben capito cosa sta arrivando. Più o meno nel 1990, grazie al fatto che è caduto il muro di Berlino, il quale è caduto per via di un fatto increscioso, e cioè che Chernobyl è saltato, e da quell'avvenimento in avanti la Polonia è riuscita a sfuggire dalle mani della Russia e praticamente la Germania si è riunita, quindi ha pagato il suo debito karmico e la Germania ha potuto riunirsi, si è sacrificata nella seconda guerra mondiale per salvare l'Europa e purtroppo, avendo perso, salvandola a suo modo, chiaramente avendo perso, ha dovuto pagare una schiavitù di 50 anni verso la Russia. Però cosa è successo nel 1990? Nel 1990 è successo che gli Stati Uniti avrebbero potuto spiallare la Russia, nel senso che avrebbero potuto farne quello che volevano, in teoria, però in pratica esistono delle leggi karmiche, delle leggi di contrappeso, e quindi praticamente avrebbe voluto ma non ha potuto, no? E da un certo punto di vista è stato anche un vantaggio, perché se c'è del karma nero, chiaramente gli Stati Uniti non lo volevano raccogliere. Vi faccio un altro esempio. Quando ero boccia, verso i 14 anni, io e il mio babbo avevamo tanti nemici che ci volevano bene, no? E allora a un certo punto, una notte, io e mio babbo non abitavamo nella stessa casa. Arriva mio babbo e mi comincia a imprecare, perché aveva scoperto, guardando nel futuro, che i suoi due nemici, i più tremendi, e anche i miei, sarebbero morti, uno dopo 5 anni e uno, per fortuna, dopo tanti anni. E lui, il mio babbo, imprecava perché
quello più tremendo sarebbe morto nel raggio di 5 anni. E io in fondo, insomma, non è che mi dispiaceva tanto, perché dico, cavoli, quello lì è una persona tremenda, fa del male a tutti, a destra e a sinistra. Il problema è che esistono delle leggi di contrappeso karmiche, e cioè se nella strada che dovete far voi c'è del karma nero, qualcuno per forza di cose lo deve raccogliere. E chiaramente chi raccoglie quel karma nero, anche se è ricco sfondato, se davanti a tutti è sempre su un piedistallo, se nella vita avrà fortuna, non è che questi premi, come già spiegato in altre pillole, sono dei premi di benedizioni, è che questi karma poi bisognerà pagare nella vita dopo. E quindi quando questi nemici, il mio babbo li vedeva che non duravano più di 20 o 30 anni, era preoccupato, perché gente così mi diceva, neanche se rinasco un'altra volta riesco a trovarli così. Perché? Perché erano proprio dei coglionazzi, proprio così. Erano proprio della gente che è così avida, così tremenda, che avrebbe sfaltato chiunque per poter avere un po' di, come si dice, successo, denaro. E ne avevano già in abbondanza, però era come una droga per loro. Quindi, cari amici, il concetto è molto semplice, no? Ci sono delle regole karmiche che purtroppo bisogna fare. Quindi né gli Stati Uniti hanno spiallato del tutto la Russia perché non potevano e perché gli tornava il loro vantaggio, e né nel piccolo uno può spiallare gli altri, no? Per il semplice fatto che non è a vantaggio del più debole, apparentemente più debole. La stessa cosa però bisogna tenere cioè stare attenti su una cosa che molti non sanno. Ci sono e l'ha spiegato bene in un libro Tusis, no? Aristocrazia nera. Chi comanda nella Russia sono questa tribù magica che si chiamano Sarmadi. Però alcune volte i Sarmadi rinascono anche in Occidente, non è che stanno tutti là. E quindi questi che fondamentalmente nascono qui e hanno questo karma nero, molto, ma dico molto probabilmente, qualche scintilla dei Sarmati dentro ce l'hanno, no? E quindi è chiaro che questi qui viaggiano qua, hanno l'involucro di una persona occidentale, ma dentro nella loro anima sono anime nere, no? E quindi quando ad esempio il vostro marietto ha fatto la pillola sul G5, il G4, questi ripetitori che effettivamente sono pericolosissimi, una mano la danno anche alle anime antiche, perché indirettamente faranno un po' di pulizia con questi personaggi che rinascono e si nascondono dentro involucri occidentali. Quindi, cari amici, non tutto il male viene per nuocere. E ve l'ho spiegato, chi può seguire il marietto sono solo anime antiche. Certo, vi ho fatto un discorso pragmatico, no? Però è così. E questo è quanto. Bene, il vostro marietto vi ha detto quello che vi voleva dire, non perdiamo il treno, stiamo attaccati e cerchiamo di andare avanti uniti per chi vuol seguire il marietto. Per gli altri, sapete, quando io ero piccolino, ad alcuni gli dicevo, senti, non andare per quella strada che c'è una buca. E quello mi guardava e diceva, tu cosa sei? Non sei nessuno, io ci vado per quella strada. Dopo qualche tempo venivano indietro i parenti a piangere, a dire di tirarlo fuori dalla buca. Ma gli dicevo, guardate che io non sono mica il Padre Eterno, al massimo vedo dove ci sono le buche, ma se la gente non mi ascolta. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale di Degana Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.